Scatman's World. Ciao a tutti dal comandante veneziano. F1 gara 4 Bahrain, ragazzi, qualificazione disastrosa. Intanto Gigino Hamilton quarta pole consecutiva, McLaren scatenata, prima e seconda. Noi malissimo, un incidente ha distrutto la nostra qualifica, un giro solo ho fatto 19esimi. Questo è anche il bello di non fare i flashback, le robe, fai la cagata e ce l'hai in quel posto. Ah, boh, raga, sarà una gara durissima, speriamo bene. Vai, raga, quarta tappa del mondiale, Bahrain, la McLaren vola. Hamilton 4 pole consecutive e 2 gare vinte consecutive. Dai, ragazzi. Vai Alonso, vai Di Kers, vai la Toro Rosso in mezzo, la Williams, attenzione, piccolo scontro. Mamma mia, in mezzo. Un piccolo scontro. Dietro c'è un po' di casino, un po' di bagarre, ma siamo già decimi, grande Ferna. Abbiamo Kobayashi davanti, il Koba. Occhio al Koba. Occhio ai Kobas del latte. In mezzo, grandissimo. Mamma mia. Non dobbiamo perdere il terreno dalle prime. Non possiamo permetterci passi falsi oggi. Interno, grandissimo. Adesso c'è Marcone Webber. Occhio Marcone. Massa molto indietro, problemi per la Ferrari. Che sorpasso incredibile. Webber ci viene addosso, cazzi suoi sinceramente, cazzi suoi. Noi abbiamo fatto un sorpasso perfetto. Adesso non dobbiamo perdere troppo terreno dagli altri, ma porca miseria. Nessun ritiro comunque. Ok, adesso miscela, carburante elevata. Non possiamo perdere terreno, dai ragazzi, dai. Purtroppo qualifiche disastrose. Momento difficile per la Ferrari e per Alonso. E anche per Pippo Massa. Pippo Massa è molto indietro. Dai, cazzo, spingi. Spingi. C'è un po' di bagarre davanti, molto bene. Vediamo se Vettel riesce ad andare fuori anche stavolta. Che Vettel ormai è abbonato ai ritiri. E io godo. Perez davanti a noi, quindi una macchina più lenta. Bisogna pregare nel ritiro di Luigino. Dai che c'è molta bagarre davanti. Noi siamo col carburante elevato, con la miscela elevata. Eccoli qua. Non sbagliare Alo. Vai Alo, involati Alo. Felipe si sta fermando ora, Felipe è ai box. Ai box Felipe, problemi sicuri per Felipe Massa. Incredibile Massa. Cioè, pazzesco il mondiale di Massa in queste prime gare. Una sfiga clamorosa. Osservando il radar non dovrebbe essere pioggia oggi. Siamo in Bahrain, insomma, se piove in Bahrain veramente mi preoccupo. Dai. Setup aggressivo, ragazzi. Non abbiamo alternative. Dai, vola Alonso, vola. Però i primi se ne stanno già andando, ragazzi, soprattutto il Luigino. Speriamo in qualche problema meccanico per Luigino, se no so cazzi. Dai, spingi sta Ferrari, Alonso, dai. DRS abilitato. Può essere attivato quando ti trovi nella zona prestabilita per l'uso del DRS e la vettura che ti precede ha un distacco inferiore a Non un sbagliare. Vai, che siamo vicini. Però ancora non per il sorpasso. Sto maledetto Perez. Dobbiamo sfruttare la bagarre tra Perez e Schumi. Non so se Rosbiff o Schumi. Dai, spingi sto motore Ferrari. Siamo veramente al limite, ragazzi. Dai, Marchetto, dai.
Gare in salita, Cina e Bahrain. Non mi aspettavo in Bahrain problemi così, ma tutta colpa delle qualifiche purtroppo. Sbaglio di Alonso che va lungo, ha troppa fretta di recuperare il Fernando. E tra un po' dobbiamo anche abbassare la miscela del carburante, se no non arriviamo a fine gara, scusate ragazzi. E la safety car, porca non può uscire la safety car di merda. Dai. Miscela normale, altrimenti non arriviamo a fine gara veramente. Sarà durissimo recuperare, secondo me. Ah, che inizio di mondiale, dopo una grande vittoria, problemi per il Cumendone, per Alonso e per la Ferrari. Sembra che Maldonado abbia deciso di effettuare il pit stop fra 3 Attenzione, prova il sorpasso il Maldo. Noi correttamente teniamo la posizione. Però abbiamo tenuto bene, dai ragazzi, dai. Spingi. Weber è ottavo comunque. Quindi Weber non ha avuto problemi del piccolo scontro di prima. Non riusciamo a prendere Perez, ragazzi. Male. Momento difficile per la Ferrari in queste due gare, Cina e Bahrain. Meno male che dopo arriva a Catalunya e Monte Carlo, due gare favorevolissime per me. Dopo c'è anche Montreal, l'altra gara strafavorevole. Monza, Spa, ce ne sono. Purtroppo sarà Silverstone, Budapest. Le gare problematiche sono Silverstone, Hockenheim, Singapore, Valencia. E anche Bahrain e Cina a questo punto, perché anche siamo arrivati comunque quarti in Cina, quindi non sottovalutiamo la posizione della Cina. Dopo l'errore della Malesia quello costerà caro, e qua invece in Bahrain male. Vabbè, pazienza, l'importante è comunque stare a punti. Certo che se Hamilton continua a vincere sarà tanto dura, Siamo al quinto giro e non vedo grandi possibilità di recupero onestamente, Non sono competitivo. Tanto ancora bagarre tra Hamilton, no scusate, tra Perez e Rosberg o Schumi, non riesco a vedere, porca miseria. Tempi molto alti, niente da fare, forse che senza l'incidente. Mamma mia, erroraccio, niente da fare. Non riesco a interpretare bene le curve in questo tracciato, proprio zero. Poi col livello massimo è ancora più dura. E che ho una Ferrari, porca miseria, devo comunque fare meglio. Dai Alo, dai. Non è ancora detta, basta un incidente davanti e recuperiamo diverse posizioni. Dobbiamo guffare purtroppo, dobbiamo guffare, papà. Ragazzi, sono nei box anche gli altri. Dai, muovevo, bravissimi, dai ragazzi. Siamo decimi. Rosberg settimo. Fai attenzione a non attraversare la linea bianca in uscita dalla corsia box o subirai ottavi. una penalità. Dai che però Rosberg possiamo recuperarlo. Cerca di preservare i pneumatici. Tentiamo, carburante elevato. Adesso Weber chiaramente, non so se Weber è andato ai box, però abbiamo perso una posizione in questo momento. Adesso concentrazione raga. Ai. Dai ragazzi, su. Dai Ferrari, dai Alonso. Possiamo prendere Rosberg senza problemi. Usiamo qua il KERS. Kobayashi nono. E Weber non è andato ai box, dai, secondo me.
Dai, spingi, cazzo, spingi. Dai, che adesso abbiamo anche le nostre gomme, dai. Occhio anche al carburante, perché se andiamo a più 1 o più 0 o a 0 è un rischio, eh. Il pilota che ci precede è più lento di te nel primo settore. Cerca di approfittarne. Mica Provac. Dai, Alo, dai. Qualcuno ai box, è proprio Marcone. Vediamo se tiriamo la posizione su Webber. Vai. Ok, siamo rimasti settimi. Almeno questo. Una Mercedes. Un giro. Niente da fare, devo andare al carburante normale. Non voglio rischiare. Miscela normale. Nessun ritiro in questa gara maledetta. Sempre 24 macchine. Ho detto che Hamilton è incredibile, cioè terza gara consecutiva al primo. Salvo veramente guai meccanici. Sarà dura recuperare, ragazzi, sarà molto dura, ma questo è anche bello. Così la serie è anche avvincente, perché sennò c'è veramente una rottura di balle. Però vabbè, vediamo. Mancano ancora 6 giri. Dai, Alo, su. Niente, cioè non riusciamo a essere veloci. Ragazzi, ormai mancano 2 giri, gara un po' così, un po' incolore sinceramente, senza infamia, senza lode. Ci sono stati 3 ritiri, ma tutti dietro. Quindi purtroppo nulla di che, la fortuna non è stata dalla nostra parte. Siamo in mezzo alle 2 Mercedes. Sesto Rosberg, settimo Schumi, forse però Button è primo, quindi magari Hamilton perde qualche punto. Però adesso il discorso mondiale è veramente in salita, ragazzi. Adesso Catalogna e Monte Carlo, 2 gare da fare almeno 2 podi, ma minimo. E sperare insomma in qualche problema per Gigione. Dai, cazzo, all'ultimo giro Hamilton fuori, ti prego. Dai un po' di culo come indiano. Siamo tanto distanti da Rosberg, ma anche un bel vantaggio su Schumi. Quindi proprio una gara di merda, perché alla fine né devo difendere né devo attaccare. Vabbè, pazienza, è andata così, raga. 19, attenzione, 2 ritiri. 2 ritiri a 2 giri dalla fine. È entrato nella corsia dei box. Felipe ai box. Massa ancora ai box, senza fine i problemi della Ferrari, senza fine. Altri 2 ritiri, bisogna vedere però se davanti o dietro. Penso dietro, se Massa ha problemi magari, boh. Non lo so, ho perso ancora la lettone, veramente Massa, boh. Non lo so. Ultimo giro per Alonso. Altra gara veramente disastrosa per Massa, che non lo so. Non so come definire Filippo Massa sinceramente in questo mondiale fino adesso. Dai ragazzi, dai. Comunque la McLaren è possibile doppietta McLaren, Una McLaren incredibile, non me lo sarei mai aspettato sinceramente, Invece forse va a punti anche Vettel in sta gara, forse. E noi andiamo a chiudere una gara veramente noiosa, brutta, non mi è proprio piaciuta sinceramente, Poi d'altronde le qualificazioni, c'è arrivare 19esimo, ha compromesso tutto purtroppo. E va a vincere Button, terza vittoria consecutiva per le McLaren. Almeno non ha vinto. Scusate ragazzi, telefonata, non potevano rispondere, vai. Vabbè, insomma, raga, è finita così. Gara un po' di cacca. Settima posizione. Andiamo, cari. Settimo posto per Fernando Alonso.